Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La Global Sumud Flottilla salperà giovedì da Siracusa alla volta di Gaza. La notte scorsa un drone ha colpito una delle navi ferma a Tunisi, ma gli attivisti dicono andiamo avanti lo stesso. Non è un relitto bellico quello trovato al largo di Lampedusa. La Marina Militare non ha trovato traccia di materiale esplosivo o radioattivo nel cilindro metallico. A Lampedusa il ricordo dei migranti sopravvissuti alle traversate che hanno ricominciato una nuova vita. Il racconto di Vito Fiorino, eroe pescatore. Mi hanno chiamato padre. Il dissalatore di Porto Empedocle, appena inaugurato, è già a guasto. Una valvola rotta fa uscire un getto d'acqua sulla spiaggia di Marinella piena di bagnanti. A Catania rincari per gli stalli delle strisce blu e si allunga l'orario a pagamento. Parcheggiare in città avrà un costo più salato. Al via la vendemmia della legalità a Salemi. Il vigneto in un terreno confiscato alla mafia produce vino biologico. Calcio, solidità difensiva e grande capacità di realizzare. Il Catania si gode il primato solitario e punta il Cosenza prossimo avversario. La gara di domenica del San Vito in diretta, in chiaro e gratis su Telecolor. E il Palermo torna a lavorare in vista della partita contro il Südtirol, rosanero attesi da 6 gare in meno di un mese. Allora, confermata la data, la Global Sumud Flottilla salperà giovedì da Siracusa alla volta di Gaza. La notte scorsa un drone ha colpito una delle navi ferme a Tunisi, ma gli attivisti invitano tutte le città ad una mobilitazione generale stasera e dicono non ci fermiamo. Emanuela Corsi. Salperanno giovedì da Siracusa le imbarcazioni della Global Sumud Flottilla dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. L'attacco avvenuto nella notte vicino il porto tunisino di Sidi Bou Said alla famiglia Madeira, la principale imbarcazione della spedizione, non ferma la missione umanitaria. La nave, sulla quale viaggia anche Greta Thunberg, è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone. Il governo smentisce, ma le immagini delle telecamere confermano la versione degli attivisti che domani salperanno dalla capitale tunisina per congiungersi in mare con le altre imbarcazioni in partenza dalla Sicilia alla volta di Gaza. Siamo molto preoccupati, logicamente, perché è chiaro che chiunque ci fosse dietro, no, questa scelta di bombardare tra l'altro la barca principale della Global Sumud Flottiglia ha voluto dire chiaramente che questa operazione umanitaria non è ben voluta, e ciò nonostante noi confermiamo i nostri piani. Noi abbiamo le barche pronte con i viveri, con i farmaci, con a bordo appunto attivisti, giornalisti, parlamentari, medici. Una mobilitazione nazionale ed internazionale che vede la partecipazione di gente comune, volti noti della politica e dello spettacolo, e che non trova ancora il sostegno di molte istituzioni. Le immagini dei corpi scheletrici dei bambini morti di fame le abbiamo viste tutte, quindi sì, è vero, le flottiglie non dovrebbero essere organizzate, però purtroppo, visto che i governi e le istituzioni in quasi 2 anni non sono riusciti a fare niente, e la società civile non ha più potuto rimanere ferma. E parliamo adesso del relitto affiorato al largo di Lampedusa che conferma a Sicilia crocevia delle tensioni internazionali legate appunto al conflitto in corso nella striscia di Gaza. Luca Ciliberti. Resta un mistero cosa stia accadendo nel cielo e nel mare siciliano. Le tensioni internazionali che investono la questione tra Israele e Gaza si affacciano prepotentemente sull'Italia. A 2 giorni dall'avvistamento resta il mistero attorno al relitto israeliano trovato nel mare al largo di Lampedusa. E neppure il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, è riuscito a dare chiarimenti in merito. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare, dice. Intanto, in queste ore nell'arcipelago delle Pelagie, il nucleo sminamento difesa antimezzi insidiosi della Marina Militare si occuperà delle verifiche tecniche. Ad aggiungere preoccupazione nei lampedusani sono stati anche alcuni boati e una scia luminosa notturna avvistata precedentemente.
Nessuno al momento ha fatto trapelare l'UNRWA, informazioni che sicuramente saranno a conoscenza dei servizi segreti. È proprio questo il punto. L'organizzazione degli arrivi e delle partenze dei mezzi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla in Sicilia, con l'obiettivo di arrivare a Gaza superando i blocchi navali israeliani, potrebbero aver acceso il radar della difesa e delle truppe militari IDF. Il relitto, un oggetto cilindrico metallico di circa 5 metri, con un diametro di 1,5 metri, aveva su un lato il logo stilizzato della Space Administration israeliana, che fa parte del Ministero della Difesa e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti, una scritta ebraica. L'ipotesi è proprio che si tratti di pezzi di un satellite spia. Dai controlli effettuati dalla Guardia Costiera è stata esclusa la presenza di tracce di materiale esplosivo e radioattivo. Ad aggiungere mistero è anche la presenza a Sigonella, lo scorso 2 settembre, di 3 aerei israeliani nella base NATO. Il nucleo di cui si parla nel servizio ha appena concluso le verifiche sull'oggetto, confermando quanto appunto già riscontrato dai militari della Guardia Costiera, cioè che non si tratta di ordigno bellico e che non c'è traccia di materiale esplosivo o radioattivo. E oggi a Lampedusa l'iniziativa Dove tutto ha inizio, storie di chi ce l'ha fatta, un'occasione per riflettere sul valore dell'accoglienza. Ci sarà anche la testimonianza di Vito Fiorino, il pescatore eroe che salvò 47 vite in mare. Roberta Lunghi. Il momento più drammatico di quella notte è quando questi occhi mi supplicavano di essere salvati, di allungare le mie braccia e portarli in salvo. Impossibile dimenticare per Vito Fiorino, per tutti l'eroe di Lampedusa, il pescatore, testimone e soccorritore dei migranti nel naufragio del 3 ottobre 2013, durante il quale salvò 47 persone, morirono in 368. La sua azione coraggiosa è diventata simbolo di impegno civile e umanitario, e in un'isola nella quale ci ritroviamo a contare i numeri di morte, 2 fatti sbarcare oggi giunti cadaveri in una traversata, intossicati dai fumi del natante, gli chiediamo cosa si dovrebbe fare al di là dell'impegno dei singoli uomini. Se ritorniamo ad essere umani, tutto ciò non accadrà mai più. Il valore delle persone, il nostro valore e il loro valore. Oggi Fiorino vive gran parte dell'anno a Lampedusa, mantiene i contatti con i migranti salvati e qualcuno lo chiama padre. Una persona che mi ha chiamato my father. Io non conoscevo l'inglese, non conoscevo questa parola, e credo che sia stato il premio più bello di quel momento. Ora lui vive a Stoccolma, ha 2 figli e viviamo in una armonia, in una famiglia felice. Intanto sono 1802 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa dopo la raffica di sbarchi degli ultimi giorni, un numero che non si registrava da mesi nella struttura di Contrada Imbriacola. Cambiamo argomento, andiamo a Porto Empedocle, dove il dissalatore appena inaugurato è già guasto. Una valvola rota ha fatto uscire un potente getto d'acqua. Sentiamo Davide Sardo. Clamoroso guasto improvviso al dissalatore di Porto Empedocle. L'impianto, entrato in funzione da poche settimane e atteso come una risposta concreta all'emergenza idrica, ha già registrato il primo serio inconveniente. Una valvola difettosa ha provocato un improvviso spruzzo d'acqua verso il cielo, trasformandosi in una vera e propria colonna che non è passata inosservata ai residenti e ai bagnanti che si trovavano sulla spiaggia di Marinella. Cellulare alla mano, in tanti hanno ripreso la scena e condiviso le immagini diventate virali in poche ore. Ma non si è trattato di uno spettacolare gioco d'acqua. La causa è infatti un guasto tecnico. Sicilia Acque ha confermato l'inconveniente, rassicurando che il problema sarà risolto in tempi brevi. Secondo le prime verifiche, il malfunzionamento sarebbe avvenuto proprio durante alcuni test per portare l'impianto a pieno regime, con l'obiettivo di raggiungere una produzione di circa 100 litri al secondo. Al momento il dissalatore garantisce invece una portata di 60 litri al secondo, un incidente che ha destato stupore e preoccupazione, visto che l'impianto rappresenta un tassello fondamentale per garantire acqua potabile ad Agrigento e al suo comprensorio. Gli artificieri dei Carabinieri di Catania sono intervenuti per la segnalazione di una valigia abbandonata sui binari della tratta ferroviaria Etnea-Militello-Vizzini. Al suo interno è stato trovato un fucile ad aria compressa, bombolette di ricarica a gas e varie munizioni.
Un autista della linea Amat 380 è rimasto ferito dopo che una pietra ha colpito il finestrino del suo mezzo. L'autista è stato raggiunto da alcuni sassi lanciati da un gruppo di ragazzini in via Ernesto Basile a Palermo. Il conducente ha dovuto arrestare il bus, il vetro in frantumi lo ha ferito al volto, sono stati necessari alcuni punti di sutura. E parliamo adesso di Strisce Blu a Catania perché arrivano aumenti per le tariffe e anche un'estensione dell'orario, una vera e propria stangata di settembre. Eva Spampinato. Sono troppo schifata dell'amministrazione, di come funziona di posto, tutto qua. Aumentato. Cittadini catanesi esasperati da disagi, caro vita e adesso anche dal caro Strisce Blu. Ecco le nuove tariffe e soprattutto i nuovi orari. 90 centesimi la prima ora invece che 87 centesimi, €1 dalle ore successive. La sosta per mezza giornata adesso costa €3,95, quasi €8 l'intera giornata. Una stangata blu silenziosa, arrivata non tanto a sorpresa quanto in sordina, annunciata a fine luglio nel pieno delle vacanze estive e poi messa in atto dal 1° di settembre, ma non tutti i cittadini ne sono ancora a conoscenza. No, non lo sapevo. Affatto no. Come l'ha saputo? Per caso su Facebook. Su stare a Catania costa più che a Roma, dove si paga €1 fuori dalla ZTL dalle 8 alle 19, con agevolazione che a Catania non c'è della sosta breve di 15 minuti per 20 centesimi. 8 ore continue a Roma costano €4, a Catania invece €5,85. È giusto pagare un servizio, però penso che i soldi vanno reinvestiti in piazze più pulite che non ci sono. Il problema sa qual è? Che non c'è il miglioramento del servizio, i posti sono sempre quelli. E anche non è giusto pagare fino alle 9 di sera. Il codice della strada impone un equilibrio tra stalli a pagamento e stalli liberi, ma siamo fuori legge perché la legge prevede che in tali stalli a pagamento ci debbono essere degli stalli bianchi. Credo di ricordare il 50%. È anche illegale solo un'ora di stop. E poi chi ha la fortuna di trovare un posto sulle Strisce Blu rischia di non riuscire a parcheggiare per via dell'inciviltà di chi posteggia sul marciapiede senza lasciare lo spazio necessario di manovra. Si avvicina il suono della campanella e il sindacato Gilda denuncia l'87% delle scuole di Catania e provincia non sono a norma. Tonino De Mana. Mentre gli studenti si godono le ultime ore di vacanza, il personale scolastico è già ai posti di combattimento per un anno didattico che poi non si discosta dai precedenti tra disservizi, doppi turni, tetti e controsoffitti che cadono al suolo, bagni ed aule il più delle volte fatiscenti, infiltrazioni, umidità e chi ne ha più ne metta. In Sicilia si assiste da tempo ad una situazione che non può essere ignorata ed è proprio da Catania che si leva un allarme da non sottovalutare. Mi continuano a segnalare che moltissime scuole di Catania, quasi l'87%, risulta non a norma. Avete capito bene, dalle segnalazioni emerge che l'87% delle scuole del catanese non è a norma e dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Nicolosi di Paternò riceviamo queste immagini che certo non sono edificanti. In molti casi i colleghi mi segnalano addirittura situazioni fatiscenti anche in termini di tetti che insomma rischiano di cadere e quindi di poter cadere durante la lezione. Tra poco suonerà la campanella, ma genitori e nonni sono tranquilli non appena gli alunni di ogni ordine e grado varcheranno il cancello della scuola? Non si è assolutamente tranquilli perché le scuole veramente cadono a pezzi. I fondi sono sempre limitati e quindi questo è il risultato, che le scuole hanno una manutenzione abbastanza irrisoria rispetto a quello che dovrebbe essere. I fondi sono limitati e la sicurezza dei ragazzi com'è? È scarsa. Per tutti. Buon anno scolastico e soprattutto buona fortuna, specie alla voce sicurezza. La capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, il magistrato gelese Giussi Bartolozzi, è indagata dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento sul caso Al-Masri, il generale libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia. Il Tribunale dei Ministri, dopo aver ascoltato Bartolozzi, aveva giudicato la versione fornita sui fatti inattendibile e mendace. Bartolozzi, in passato deputato di Forza Italia, è sposata con Gaetano Armao, già vicepresidente della Giunta regionale siciliana.
La Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulla morte di Angelo Onorato, l'imprenditore e marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo nella sua auto a maggio del 2024 a Palermo. I familiari dell'architetto hanno sempre detto di non credere alla tesi del suicidio, sostenendo che l'uomo sia stato ucciso. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo tra poco con altre notizie. Due Canadair sono intervenuti stamattina per spegnere un incendio in località Santo Pietro a Caltagirone, segnalato da un cittadino. Vista l'ampiezza dell'incendio, infatti, si è reso necessario l'intervento aereo. Sono arrivati a supporto degli elicotteri della flotta regionale, 2 Canadair e altri 2 elicotteri. Le immagini si riferiscono alla fase di bonifica del terreno. È tornata a Salemi la tradizionale vendemmia della legalità. Il vigneto, in un terreno confiscato alla mafia e gestito dalla Fondazione San Vito Onlus, produce vino biologico. Sentiamo Laura Spanò. A Salemi la vendemmia diventa simbolo di rinascita e partecipazione. Presso il fondo agricolo confiscato alla mafia e assegnato dal comune di Salemi alla fondazione San Vito Onlus si è rinnovata la vendemmia della legalità. La fondazione, braccio operativo della Caritas diocesana di Mazara, produce uva biologica. Il vigneto del turismo rurale al ciliegio, incontrato a Fiumelongo, quest'anno ha prodotto 25 quintali di uva. La raccolta solidale, iniziata un decennio fa, coinvolge operatori e volontari. Quest'anno tra le vigne sono stati impegnati anche 8 ragazzi ospiti della comunità Miriam che stanno conducendo un percorso di riabilitazione. Tra i vigneti anche il presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio, e l'assessore comunale a Salemi, Rina Gandolfo. Questo è ormai diventato un appuntamento rituale per la Fondazione San Vito, che gestisce questo bene confiscato alla mafia da diversi anni. Anche quest'anno la nostra vite ha dato il suo frutto, abbiamo prodotto un po' di uva, quest'uva verrà venduta a una cantina e poi i ricavati verranno utilizzati per le attività della Fondazione. Auspichiamo che ci sia una maggiore partecipazione dei cittadini per mantenere e custodire sempre un bene che è di tutta la comunità. In mezzo ai filari sorge l'ex casolare trasformato in un ristorante con cucina tipica siciliana, simbolo concreto di un territorio che ha saputo rigenerarsi a partire dai beni sottratti alla criminalità organizzata. La vendemmia si è conclusa con una colazione rustica condivisa tra operai e volontari, segno tangibile di comunità e convivialità. Al Marzamemi Cinefest la mostra sui costumi della serie TV Leoni di Sicilia, ispirato alla saga della famiglia Florio. Poi c'è anche Chiara Francini che ha raccontato il suo Le querce non fanno limoni. Ci racconta tutto Orazio Longo. Alessandro Lai è uno dei costumisti più importanti della cinematografia italiana. Adesso alcuni dei suoi abiti sono esposti nella chiesetta antica Marzamemi nell'ambito del Marzamemi Cinefest 2025. Il vestito a cui è più affezionato è quello di velluto verde indossato da Giulia Portalupi, interpretata da Miriam Leone, nella serie TV I Leoni di Sicilia sulla saga della famiglia Florio. È un abito che io ho ripreso da un modello autentico del 1835, con le grandi maniche a sbuffo, il collo diciamo a V profondo con delle pieghe eccetera. Il lavoro di preparazione dei costumi per una serie così importante è un lavoro che dura mesi. In questo caso sono stati all'incirca 4 mesi, per cui un bel periodo. Al festival anche Chiara Francini, l'attrice e scrittrice che ha presentato il suo ultimo volume, Le querce non fanno limoni. Storia che attraversa 60 anni di storia italiana, il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e gli anni di piombo. Una grande protagonista che è la Delia, che è una donna che ha resistito tutta la vita, ha fatto la resistenza col fucile, ma ha resistito tutta la vita. Quindi è un romanzo politico, un romanzo storico, un romanzo molto popolare. Sul titolo del libro spiega che si tratta di una frase che le diceva sempre la sua mamma. Può voler dire che non ci si discosta molto da ciò da cui si proviene, ma può voler anche dire che non tutti nascono dove possono fiorire. Quindi se nasci quercia in un giardino di limone, molto probabilmente sarai vista diversa, sbagliata, puoi rischiare anche di essere tagliata, quindi se vuoi restare devi resistere. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva.
Compattezza e fiducia sono le parole chiave del Catania, primi in classifica, a punteggio pieno. I rossazzurri adesso sono attesi dal match di Cosenza che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro e gratis. Francesco Triolo. I numeri a dare e confermare forza a questo Catania, punteggio pieno, 11 gol fatti, nessun subito. I rossazzurri continuano a godersi a testa della classifica del girone, ma soprattutto gli attestati che arrivano da più parti. Il Catania c'è e da quanto visto è pronto a recitare il ruolo di protagonista per tutto il campionato. E questo l'obiettivo della società e l'ambizione di un pubblico che anche contro il Monopoli ha chiarito di meritare altre categorie. La squadra poi, seppure in sole 3 partite, ha mostrato segnali di grande compattezza. La compattezza è importantissima perché prima di raggiungere dei risultati in campo bisogna fare gruppo all'interno dello spogliatoio e la compattezza è tutto, quindi noi insieme cercheremo di creare un ambiente all'interno che sia fatto di persone rispettose, di persone serie che hanno voglia di lottare insieme per un unico obiettivo. Da oggi si riprende a lavorare in vista della prossima partita. La squadra di Toscano domenica dovrà affrontare l'attesissimo match di Cosenza, un appuntamento importante e di spessore, con il tecnico che dovrà fare a meno solo dello squalificato Quaini, che sconterà la sua ultima giornata di stop. Ma quella del San Vito Marulla sarà anche l'occasione ideale per aprire la grande stagione delle partite esterne dei rossazzurri, trasmesse in diretta esclusiva dalla nostra emittente. La partita, vietata ai tifosi etnei, sarà visibile gratis e in chiaro su Telecolor a partire dalle 14 per 4 ore live in una versione extra large di diretta stadio. E il Palermo torna a lavorare in vista della ripresa del campionato che sarà domenica a Bolzano contro il Südtirol. Tornano anche i nazionali. Ci dice tutto Marco Gullà. Motori riaccesi, il Palermo riparte in vista del prossimo match di campionato che sarà domenica al Druso contro il Südtirol. Rosanero attesi dal primo ciclo di gare ravvicinate dopo la sosta per le nazionali. 6 match prima della nuova sosta da domenica fino al 4 ottobre. 6 gare che potranno già fornire una prima radiografia sulle reali ambizioni del Palermo. Dopo Südtirol, Rosanero in casa contro il Bari, poi sfida esterna di Coppa Italia a Udine. Sabato 27 trasferta di campionato al Manuzzi contro il Cesena, poi primo turno infrasettimanale casalingo contro il Venezia, infine il 4 ottobre alla Spezia. Inzaghi da oggi torna a lavorare con la squadra, in arrivo anche i nazionali di Diakite, Joronen e Poyampalo. Infine, nonostante la sessione estiva di mercato si sia chiusa da giorni, il Palermo non ha ancora chiuso né i cancelli di uscita e neanche quelli di entrata. Il mercato aperto in Turchia consente ancora di cedere Verre, ormai fuori rosa, qualora la questione venisse risolta e il Palermo riuscisse a cedere all'ex Sampdoria, liberandosi così di uno ingaggio oneroso, il direttore sportivo Carlo Ossi potrà procedere con l'acquisizione del calciatore polacco Berezinski, svincolato e jolly difensivo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.